Buonasera a tutti, direi ufficialmente di partire questo quinto evento di presentazione del complemento allo sviluppo rurale al piano strategico nazionale della PAC. Alle mie spalle avete visto in corso di registrazione andare in loop le video interviste realizzate ai beneficiari degli interventi della pianificazione 2014-2022, quindi piano di sviluppo rurale, interventi, aziende agricole, protagonisti agricoltori e non solo, che hanno appunto beneficiato di questi interventi e l'hanno voluto raccontare. Oltre alle video interviste in loop è stato anche mandato lo spot, uno spot che tra l'altro è uno spot firmato perché ha vinto il secondo premio del Festival di giornalismo CHAC di Perugia, quindi è stato realizzato davvero a firma e porta un titolo importante, che è il titolo un po' che vedete alle mie spalle: Le nostre radici, il futuro della terra. Le nostre radici, il futuro della terra è il minimo comune denominatore che vuole andare a raccontare che cos'è il complemento allo sviluppo rurale, che di fatto va a declinare il piano strategico nazionale alla PAC secondo i fabbisogni di questo territorio, di questa regione. Oggi, quinto intervento, siamo a Verona, ma ovviamente dei bandi sono stati presentati anche in altre province, perché siamo stati ad Altavilla Vicentina, siamo stati a Rovigo, siamo stati nel Bellunese, nel Trevigiano e nel Padovano, e oggi appunto siamo qui, siamo a Verona. Dunque, quale modo migliore per andare a declinare il piano strategico nazionale con i fabbisogni di questo territorio, quindi per andare ad intervenire in maniera più efficace e più efficiente. Vi voglio ricordare che la cartellina che avete lì accanto a voi in qualche modo va a riassumere il CSR 2023-2027, quindi avete una sorta di vademecum con voi, e poi c'è anche un canale Telegram dedicato allo sviluppo rurale in Veneto. Non solo, sapete che esiste una newsletter e troverete anche all'interno della cartellina un QR code che vi permetterà di partecipare ad un questionario di gradimento, perché ovviamente se dobbiamo avere degli interventi e li dobbiamo comunicare, abbiamo anche bisogno del vostro aiuto per imparare a comunicarli magari ancora meglio. Dunque, intanto vorrei e davvero personalmente a nome di tutto lo staff ricordare Riccardo Borghero, segretario regionale della Camera di Commercio di Verona, scomparso di recente. Vorrei fare a lui un applauso per ricordarlo, insomma so che è una persona che ha dato molto e quindi in questa sede volevamo davvero rivolgere un pensiero a lui. E poi partiamo con il saluto istituzionale. Io chiederei al dottor Franco Contarina della direzione FESR Bonifica e Irrigazione di portare insomma il suo saluto a nome della Regione. Prego. Sì, buonasera a tutti. Non è un saluto a nome mio, anche se lo faccio volentieri, è il saluto dell'assessore Caner, che non riesce a essere qui stasera con noi perché impegni istituzionali lo trattengono all'estero in questo momento. E ci teneva molto, purtroppo, è la presentazione di un pacchetto, del pacchetto dei bandi della competitività, ed è il primo incontro in realtà questo in cui presentiamo questi bandi. E ci teneva e ci ha tenuto al fatto che fosse organizzato a Verona, ben consapevole del peso nell'economia agricola e agroalimentare e non solo che ha la provincia di Verona. Però purtroppo come si fa? Si dice no, Dio vede e provvede, nel senso che gli ha creato questa situazione di impossibilità di essere qui con noi. Augura, e io mi faccio portavoce di questo suo invito, ad augurarvi buon lavoro, e sperando che sia proficua sicuramente la serata per fornire informazioni a operatori, agricoltori, consulenti e rappresentanti delle associazioni che sono qui presenti, e starà a noi tecnici relatori cercare di rendere interessante la serata. Quindi ben trovati e buon lavoro da parte dell'assessore. Restituisco la parola e ci vediamo dopo.
Grazie dottor Cantarini. Allora, per rendere ancora più proficua questa serata, vi comunico che al termine della presentazione dei bandi sarà riservato uno spazio alle domande, quindi uno spazio a voi. Avete i professionisti qui a disposizione e quindi insomma davvero questo è il momento giusto per chiarire qualsiasi dubbio. Ricordo dunque il vademecum all'interno della cartellina e poi i vari canali social, insomma, quindi davvero avete tutti i materiali a vostra disposizione per uscire da questa sala davvero informati e pronti ad intervenire a seconda delle vostre esigenze. Prima di partire con il primo intervento vi facciamo vedere un video. Si tratta dei risultati degli interventi per il risparmio irriguo che sono stati resi possibili grazie al PSR Veneto 2014-2022. Mai come in questo momento, no? Immaginare il risparmio dell'acqua quanto sia importante. Ecco, adesso vi facciamo vedere anche attraverso i numeri dicono tutto, che cosa è stato possibile fare con gli interventi PSR 2014-2022. Prego il video. Il programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2022 fa parte della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva del settore rurale. Uno dei principali interventi attivati ha riguardato l'ammodernamento e la riconversione degli impianti irrigui per il risparmio di acqua. Le risorse concesse dal programma per questo intervento sono pari a 41,5 milioni di euro. Attraverso il programma, la Regione del Veneto ha finanziato 1264 operazioni per attuare questa tipologia di intervento. Di queste, 702 sono state già concluse. Ed è proprio grazie a questi interventi che oltre 1200 aziende agricole presto disporranno di un contatore per monitorare il consumo d'acqua. Sono 41.870 gli ettari di terreni interessati da questi investimenti, finalizzati al risparmio irriguo, pari al 5% della SAU, la superficie agricola utilizzata in Veneto, che equivale al 12% della superficie regionale irrigata nel 2020. La quasi totalità degli interventi è stata effettuata in aree del Veneto con bilancio idroclimatico negativo. Questo si tradurrà in un risparmio idrico potenziale di 85 milioni di metri cubi anno, pari ad una riduzione annua di 2122 metri cubi ad ettaro. Inoltre, l'introduzione di questi nuovi impianti ha già fatto registrare una riduzione media del 49% dei volumi irrigui utilizzati sui terreni oggetto di intervento. Le colture maggiormente interessate da questi investimenti sono il mais, 39%, il grano tenero, 17% e la soia, 9%. Questo ha avuto un effetto diretto anche dal punto di vista economico. L'80% delle aziende che hanno utilizzato i finanziamenti per il risparmio idrico hanno dichiarato di aver aumentato la loro produzione lorda vendibile, PLV, per un valore compreso tra il 10% e il 30%. Un miglioramento che ha portato 3 principali vantaggi. È aumentata la quantità prodotta della stessa coltura, 52% delle aziende. Sono state introdotte colture a più alto valore aggiunto, 20% delle aziende. È stato incrementato il prezzo di vendita delle produzioni già presenti, 16% delle aziende. Eccoci allora i numeri che dicono tutto sostanzialmente, quello che è stato possibile fare grazie agli interventi. Adesso noi guardiamo avanti, quindi dal PSR al CSR, il piano strategico rurale al complemento di sviluppo rurale Veneto. Allora facciamo un passo in avanti, la programmazione 2023-2027, torno a dare la parola al dottor Franco Contarin, direzione area di gestione FESR, proprio bonifica e irrigazione. Va bene, allora io farò un intervento introduttivo al lavoro di stasera, affidando poi la polpa ai colleghi che seguiranno. Farò alcuni flash, alcune affermazioni che probabilmente alcuni di voi mi hanno già sentito fare in altre occasioni. La prima è questa. Siamo in un momento di transizione particolare, convivono due strumenti, entrambi ancora attivi, o meglio, uno
che è appena partito e uno che sta concludendo ma è ancora attivo, nel senso che produce ancora bandi. Sono per lo sviluppo rurale in capo alla regione il PSR 14-22 e il CSR 23-27. Stasera saremo focalizzati sul CSR, ma l'avete visto, chi di voi segue la pubblicazione dei bandi, sapete che in parallelo ai bandi che presenteremo stasera per le imprese agricole, che sono finanziati dal CSR, è uscito un bando che finanzia le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per capirci le PMI agroalimentari, cooperative o private, ed è un bando importante, 40 milioni di euro, non so se Alberto farà qualche accenno dopo, è finanziato col PSR 14-22. Ma oltre a questo tema che è specifico, se vogliamo, della PAC, ed è un po' la particolarità di queste due programmazioni, quella 14-22 e quella 23-27 rispetto allo storico degli ultimi 20 anni, un'altra particolarità è legata, e la richiamo perché la ritroviamo nei bandi che sono, di cui i colleghi parleranno dopo. Abbiamo la convivenza con altri strumenti, convivenza che va resa, come dire, ordinata affinché non ci sia confusione e nella confusione si perdano opportunità anziché portarle a casa. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che in parallelo, ad esempio, 10 giorni fa, INAIL è uscita col bando per le attrezzature, io li dico così in sicurezza, mi esprimo a malo modo, ma credo che voi che siete più esperti di me mi capite, con una dotazione importante, 90 milioni rivolte proprio alle attrezzature agricole. Ci sono altri strumenti, in particolare il PNRR, e coincidenza non pensata all'inizio di quando ci siamo messi a predisporre il CSR, in questi giorni è fuori anche, e ne accennerà Alberto, il bando proprio per le attrezzature lato PNRR. A dicembre è stato chiuso il secondo bando agrisolare per imprese agricole e PMI agroalimentari. Quindi è importante, noi ci tentiamo, non è detto che ci riusciamo, essere ordinati nelle scelte di demarcazione tra gli interventi a finanziamento del CSR e quelli che possono trovare supporto in altri strumenti, con un obiettivo solo che ci ha consegnato la Giunta regionale, che è quello, a fronte di una, diciamo così, mi esprimo diretto, di una riduzione di fatto degli aiuti allo sviluppo rurale, poter portare in Veneto con questi altri strumenti altre quote di aiuti significativi. Andiamo avanti. La dotazione è una dotazione importante, siamo dentro al piano strategico nazionale, il baricentro della programmazione in questo quinquennio è spostato, anche per lo sviluppo rurale non è più a livello regionale, il rapporto non è diretto con la Commissione europea, ma è mediato dall'autorità di gestione nazionale che è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. La dotazione del piano strategico italiano è rilevante, è uno dei più importanti a livello europeo, 37 miliardi di euro, ripartiti primo e secondo pilastro. Per quanto ci riguarda, il secondo pilastro, vedete, 16 miliardi di euro, di questi circa 3 a gestione nazionale per gli strumenti di gestione del rischio, 13 miliardi divisi assegnati alle regioni. Dentro al piano strategico nazionale, per quanto riguarda lo sviluppo rurale, c'è un menù di 76 interventi a disposizione. Ogni regione ha scelto gli interventi coerenti ai fabbisogni, alle analisi delle esigenze dei propri territori, secondo analisi svolte secondo una certa metodica indicata dai regolamenti. Chi di voi si è cimentato ha visto il PSN, questo documento sono 4.800 o giù di lì pagine, e ogni intervento è descritto con una scheda che riporta tutte le specifiche regionali. Per applicare gli interventi di sviluppo rurale sul territorio regionale, il PSN dispone
che ogni regione abbia a scrivere un suo complemento di programmazione, il complemento regionale per lo sviluppo rurale, il CSR, laddove riporta le regole comuni in ogni intervento a livello nazionale e le proprie specifiche regionali che si applicano sul territorio della propria regione. Quindi il complemento è il documento più di agevole consultazione, sono 400 pagine, in cui voi leggete e ritrovate con una certa conseguenzialità e più facile lettura la descrizione dell'intervento, le condizioni di ammissibilità, i requisiti, i vincoli, gli impegni, le aliquote di sostegno e così via. Per quanto riguarda il Veneto, 3 numeri indicano le scelte che sono state compiute, 6 priorità, poi le richiamerò velocemente perché hanno un impatto strategico rilevante, 44 interventi, dei 76 che ho citato 4 sono nazionali, 72 potevano essere attivati, ne sono stati attivati 44. Ogni intervento si può articolare in più azioni, lo desumete dalla lettura del CSR. L'azione è l'unità elementare del bando, è il bando per capirsi. Ogni azione va gestita con un bando dedicato. Quante possono essere? 77 sono. Quindi potenzialmente noi abbiamo 77 tipi diversi di bando, 824 è la dotazione, la quota finanziaria di risorse assegnata al Veneto rispetto a quei famosi 16 miliardi assegnati nel PSN al secondo pilastro. E da qui capite che è poco. 824 milioni diviso 5 anni fanno 150, 160 e poco più milioni di euro all'anno. In valore nominale sono le risorse, il valore corrente sono le risorse della vecchia programmazione. Peccato che l'assegnazione è su base 2013, quindi voi capite che siccome siamo nel 2024, anche se non fosse successa la pandemia, anche se non fosse successa la guerra, di certo un euro di allora non vale un euro di oggi. Per questo il ragionamento che vi ho detto prima, che è una delle priorità, poi la vedremo, di demarcare e spostare quello che può trovare soddisfazione, sostegno in altri strumenti, su altri budget, per potenziare l'utilizzo di questi 824. Vado avanti veloce, le scelte non sono nate d'ufficio, non sono della Giunta, nascono da un percorso lungo. Perché? Perché lo strumento è rigido, lo sapete, chi di voi ha già sperimentato col PSR, non sono strumenti flessibili. E quindi per cercare di mirarli bene c'è una fase di analisi preliminare, condotta in Veneto, prima con la conferenza, 300 sigle hanno partecipato, poi col tavolo di partenariato, 90 sigle consultate. Le priorità, giovani, ricambio generazionale, credo non serva aggiungere parole. Seconda, sostenibilità ambientale. Anche qui le parole che servono sono veramente poche. Perché? Perché la sostenibilità ambientale non è più un adempimento. Nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, è una chiave di qualificazione delle produzioni, di distinzione delle produzioni e di risposta al consumatore. Poi lo so anch'io che è facile fare la sintesi delle belle parole che vi sto dicendo per dire tanto in poche parole. E so che è difficile attuarle, e lo sappiamo tutti, però è questo il tema da affrontare. Secondo punto, seconda priorità, l'innovazione. L'innovazione è lo strumento, sono gli strumenti non solo materiali ma immateriali di conoscenza che ci consentono di affrontare la sfida della sostenibilità ambientale e non solo. La vivibilità dei territori. Questo sappiamo che le zone rurali faticano a tenere il passo in termini di condizioni di vivibilità, accesso ai servizi delle zone urbane. E lo strumento LEADER, che è uno strumento obbligatorio dentro la nostra programmazione, serve a questo. Fragilità. Dove c'è un'impresa agricola, ecco, il territorio è più sicuro. Detta così, facile a dirsi, va tradotto in pratica, ma è il motivo dell'attenzione riservata, speriamo maggiormente che nel passato, ai contesti in particolare montani, ma non solo, anche a quelli collinari. Focalizzazione, il punto che vi dicevo poc'anzi, cioè focalizzare il CSR per sostenere con questo strumento ciò che non può trovare risposta in altri strumenti.
Cito un esempio, così do anche un numero: bando agrisolare, il bando 2022, dei circa poco meno di 500 milioni di aiuto concesso a livello nazionale sul 1,5 miliardi del budget disponibile per questo investimento del PNRR, ha portato in Veneto il finanziamento di circa 800, poco più, progetti, imprese agricole e imprese agroalimentari, per una dotazione che sfiora i 60 milioni di euro. Il CSR non potrà mai dare tante risorse per questa specifica forma di autoapprovvigionamento energetico che consente di governare in maniera diversa il costo energetico che abbiamo visto di recente, 1 anno fa, 2 anni fa, può diventare, è un elemento critico non solo dal punto di vista dell'approvvigionamento, ma dal punto di vista economico, del conto economico dell'azienda. Nel bando di dicembre sono stati finanziati progetti per circa 400 milioni di euro, sono tra 3.000 e 4.000 progetti a livello nazionale. Non abbiamo il dato di quanto è arrivato in Veneto, ma nulla ci vieta di fare una proporzione, e quindi probabilmente 30-40 ulteriori milioni di euro, speriamo di più, sicuramente sono arrivati per investimenti in aziende del Veneto. Questo come esempio per farvi capire cosa intendiamo, ed è questo il motivo per cui nei bandi che illustrerà Alberto tra poco, lui ci spiegherà cosa va sul bando PNRR e cosa non si ritrova nei bandi del pacchetto giovani e nei bandi degli investimenti dei senior. Per questo motivo, e per quest'anno ovviamente, poi i bandi fra un anno ovviamente verranno riadeguati al contesto, qualora non ci sia più, come sembra, il bando PNRR attrezzature. Le priorità hanno guidato la scelta dei 44 interventi, l'attribuzione delle risorse agli interventi e la definizione dei principi di selezione. Ecco perché vedete che le scelte sui principi, sui criteri di selezione che trovate nei bandi sono quelle che ritrovate. Vabbè, vado veloce. Gli 824 milioni, come tutti i 16 miliardi dello sviluppo rurale, sono cofinanziati. La regione ci mette il suo, quasi 147 milioni sono dal bilancio regionale. Vabbè, gli interventi, niente di nuovo, le tipologie sono 8 complessive, tolta la gestione del rischio ne restano 7 e vanno dal sostegno agli interventi agroclimatico-ambientali agli investimenti nella loro varia natura, aziende agricole, imprese agroalimentari, investimenti a finalità ambientale, le indennità per gli svantaggi territoriali, l'indennità per la zona montana, in particolare il sostegno agli insediamenti di giovani agricoltori e di apertura di nuove imprese rurali, in particolare avete visto il bando ormai passato chiuso di quest'estate per la creazione di imprese forestali, salvicolturali, la cooperazione e lo scambio di conoscenze. Cooperazione sono i gruppi operativi del PEI Agri, del Partenariato Europeo per l'Innovazione, ovvero altre forme di cooperazione con la stessa logica. Proseguiamo. Vabbè. Un inciso: gli 824 milioni diminuiscono, sono poco meno di 818, perché? Perché è stata discussa qualche mese fa e è in corso di modifica il PSN, a seguito dell'alluvione in Romagna c'è un'iniziativa di solidarietà messa in moto dagli assessori, per cui l'1% delle 4 annate residue del CSR viene devoluto a favore del CSR dell'Emilia Romagna per aiutare la fase di ripresa. Strumenti di gestione: è il sistema già noto, quindi Giunta regionale definisce i bandi, garantisce la supervisione e il funzionamento del sistema, Avepa riceve le domande che viaggiano sul sistema informativo, quindi totalmente digitalizzate, ne cura l'istruttoria, la finanziabilità, i controlli e i pagamenti. Pianificazione dei bandi. I bandi sono già pianificati, nel senso che c'è una roadmap di massima, indicativa, ma direi sufficientemente valida perché l'abbiamo sin qui seguita. Fra qualche settimana probabilmente ci sarà un lievissimo ritocco, qualche aggiornamento, ma chiunque di voi può già sapere cosa succederà fino al 31 dicembre 2027 in termini di approvazione dei bandi sui diversi interventi, con la precisione del trimestre di apertura. In questo momento
sono aperti già alcuni bandi che non presenteremo stasera, che sono stati oggetto degli incontri precedenti a cui alludeva la nostra moderatrice, e in particolare abbiamo questi, io non li sto neanche a leggere perché li leggete più velocemente della mia voce, 31 milioni di euro, la chiusura è al 31 di gennaio, lo ricordo, e poi faccio una fuga in avanti, scusate, prima di soffermarvi velocemente sull'oggetto del nostro incontro. Fuga in avanti è questa, avremo bandi a primavera, e mi soffermo su questi perché alcuni sono significativi. Tutto il pacchetto delle domande di conferma, avremo un terzo anno, un sesto anno, un settimo anno di impegni PSR 14-22 che vanno di fatto a concludersi, la 10-12, che ne cito questa perché so che alcune aziende anche del Basso Veronese ne sono coinvolte, avrà quest'anno, se non ricordo male, il settimo anno di impegno e chiuderà il ciclo 14-22 e avremo il bando per nuovi impegni nel 25 ovviamente. E così ripeto gli altri impegni, o pensate al bando 2022 per la conversione al biologico, era un bando per impegni triennali, chiude quest'anno con l'ultimo anno di conferma. Avremo anche alcuni bandi, ovviamente questo sul vecchio, analoghe domande di conferma per la prima o la seconda volta per gli impegni nuovi del CSR. Quali? Quelli di primavera scorsa, Prati, Pascoli, Siepi, no tillage, biologico conversione e biologico mantenimento, allevatori custodi. Avremo anche dei bandi per nuovi impegni, in particolare un bando del CSR conversione al biologico, ok? Avremo poi i bandi, 2 bandi finanziati dal vecchio PSR, l'indennità compensativa per le zone montane e l'acquisto, investimenti, in questo caso invece piccoli investimenti per la convivenza delle attività zootecniche in quota rispetto alla fauna selvatica. I bandi che presenteremo stasera. Io ricordo solo che sono bandi presentati il 29 dicembre, la previsione di termini per la presentazione della domanda vede in maniera un po' diversificata o 90 giorni disponibili o 120 giorni, 120 giorni sono per gli investimenti, i 90 sono per il pacchetto giovani e alcuni investimenti ambientali. Complessivamente il bando non ha una dotazione eccezionale rispetto alle cifre che eravamo abituati, a 110 milioni di euro, 111, è una dotazione limitata rispetto alla disponibilità del fabbisogno regionale. L'assessore Caner ha ottenuto ulteriori cofinanziamenti per cui verosimilmente all'esito dei bandi avremo una probabile integrazione. Lo paleso sin da subito per evitare domande a riguardo, perché effettivamente se scorrete questa tabella dall'alto al basso e vi soffermate sulle ultime righe vi rendete conto che sono dotazioni finanziarie ben esigue, 4-5 milioni per interventi su strutture importanti, pensate alla riconversione irrigua e gli invasi o pensate all'intervento sul benessere animale e stalle, effettivamente non sono dotazioni stratosferiche, anzi avranno un'integrazione. Stasera ci soffermiamo sui bandi per la competitività delle imprese agricole. Questa è l'etichetta che abbiamo messo sopra gli investimenti, per capirci, l'insediamento giovani. Avremo un accenno da parte della collega dottoressa Silvia Maier su 2 bandi di natura, diciamo così, forestale, anche se uno è forestale ma in piena azienda agricola, riguarda la realizzazione di impianti di arboricoltura, tra i quali i pioppi, e poi il bando apre anche tutti gli interventi legati al cosiddetto sistema della conoscenza, l'ACHIS, a partire dai gruppi operativi appunto del Partenariato Europeo dell'Innovazione. Per non fare un'indigestione e star qui notte intera, l'incontro di stasera si rivolge ai primi tipi di intervento legati agli investimenti,
Questa seconda parte sarà oggetto di un seminario, di un convegno dedicato che si terrà a Legnaro fra qualche giorno, il 6 di febbraio. Chi di voi volesse seguire anche quell'appuntamento sappia che lo può fare con le stesse modalità organizzative dell'incontro di stasera. Ultimo dettaglio: in parallelo abbiamo il bando, appunto richiamavo prima, del tipo di intervento 421 del PSR 1422, di cui è referente sempre il collega amico Alberto Andriolo, e che riguarda però soggetti, diciamo così, diversi dall'impresa agricola, riguarda le imprese agroalimentari di trasformazione e commercializzazione. Detto questo, io concludo l'intervento, vi auguro buona serata, qui tutti i riferimenti citati dalla nostra moderatrice prima, e resto a disposizione ovviamente alla conclusione per eventuali chiarimenti e osservazioni. Grazie. Grazie dottor Contarin, autorità di gestione FES, bonifica e irrigazione, grazie anche per aver ricordato la data del 6 di febbraio, Legnaro, Corte Benedettina, per la presentazione di un altro pacchetto. In questo caso i temi sono quelli della cooperazione e dell'innovazione. Quello che andremo oggi ad esplicare invece sono tutti i bandi a sostegno di investimenti, a sostegno di giovani agricoltori e regimi di qualità. Voglio anche ricordarvi che ovviamente questa presentazione è registrata, quindi trovate tutta la registrazione e le slide, quindi saranno a disposizione sul sito venetorurale.it, quindi sito internet. Poi ovviamente ricordo ancora il canale Telegram e la newsletter dove sono sempre pubblicati i bandi e l'uscita delle nuove graduatorie, quindi davvero avete tutti insomma, i mezzi di comunicazione a disposizione per chiarirvi le idee. Grazie al dottor Alberto Andriolo, che vedo che ha già preso posizione, dell'unità organizzativa competitività imprese agricole, direzione agroalimentare. Allora con lui andiamo un po' a raccontare, entriamo nel vivo di questi bandi. Prego. Bene, grazie. Buonasera a tutti, questa è la prima occasione per quanto riguarda la nostra unità organizzativa per presentare i bandi sulla competitività. Il dottor Contarin ha già introdotto sia gli ambiti che anche il quadro di carattere generale. Noi andiamo adesso a entrare un po' nel dettaglio. Una delle priorità è stata ricordata prima, è quella dell'insediamento dei giovani, e partiamo proprio da questa. Vedrete che ci sono alcuni aspetti, mi rivolgo spesso a tecnici e anche a colleghi che si trovano a lavorare giornalmente su questi aspetti, e vedrete che le novità riguardano non tanto l'impostazione del bando e quindi i criteri di ammissibilità piuttosto che i criteri di selezione, quanto la suddivisione, come è stato ricordato prima, degli interventi. È stato fatto presente come molti di questi bandi ripercorrono percorsi già di un certo rilievo e anche hanno avuto un riscontro anche buono, sia di partecipazione ma anche e soprattutto di modifica di quelle che sono anche le dotazioni strutturali, soprattutto in determinati ambienti. Allora, partiamo dai giovani, che viene riproposto come elemento di un intervento complessivo, e quindi viene riproposto il pacchetto, quindi non solamente il premio per l'insediamento, il cosiddetto insediamento giovani agricoltori che si insediano, ricordo, per la prima volta nell'azienda agricola come capo azienda, ma anche una serie di strumentazioni per ammodernare l'azienda, per intervenire con un'attenzione particolare per gli investimenti produttivi per l'ambiente, come è stato prima accennato quando si parlava di sostenibilità. Ma accanto a questo c'è anche una diversificazione degli interventi, e quindi un investimento all'SRD 03 appunto per far sì che i giovani in questo caso possano attivare anche altri tipi di iniziative non strettamente legate alla produzione e alla trasformazione di prodotti agricoli. Il bando è di 14 milioni e la scadenza dello stesso è prevista a 90 giorni dalla pubblicazione del bando, che è avvenuta appunto il 29 di dicembre, e quindi andiamo al 28 di marzo. Tutto l'ambito territoriale comprende ovviamente la regione, e ricordiamo che vengono attivate due tipologie di graduatoria, quindi una per le zone montane, 25% del budget, e poi le altre zone
i 3/4 che abbiamo visto. I beneficiari, ripeto, sono giovani che hanno dai 18 ai 41 anni non ancora compiuti, che si insediano per la prima volta come capo azienda e qui presentano il cosiddetto piano aziendale. Viene utilizzato anche uno strumento informatico, il business plan online, per andare a definire quelli che sono gli obiettivi e anche le tappe essenziali per l'attuazione di questo piano di ammodernamento e di sviluppo aziendale. Criteri di selezione li trovate nel bando, ma sono essenzialmente quelli legati all'età anagrafica, ai percorsi di studio che il giovane ha fatto, all'esperienza professionale che magari ha acquisito in questi anni e un'attenzione viene rilevata in modo particolare sulla strategicità degli investimenti che vengono proposti. Oltre a questo anche particolare attenzione viene data alla localizzazione geografica, quindi alla presenza dell'azienda all'interno di particolari territori. Gli impegni ovviamente dei giovani sono sempre quelli legati al rimanere a contatto della realtà, ma soprattutto a condurre l'azienda sulla quale si insedia per almeno 5 anni e attivare tutta una serie di adempimenti che nel piano, che ricordo può svilupparsi sempre in 36 mesi dall'approvazione, quindi della finanziabilità, acquisendo appunto anche capacità professionale, partecipando a delle azioni di consulenza e di formazione e avere quindi la possibilità in questi 36 mesi di arrivare a realizzare effettivamente quello per il quale il giovane viene finanziato. Può presentare un anticipo pari al 100% del premio, d'accordo, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione. Il premio è di 40.000 euro, ovviamente al quale si aggiungono tutti gli altri contributi che derivano dalle azioni che insieme al premio di insediamento possono essere attivate. Quali sono? E allora adesso andiamo ad elencare. Vedrete, per chi è un po' avvezzo allo strumento, che cambiano i numeri, cambiano anche le sigle, ma essenzialmente l'intervento è SRD01, investimenti produttivi per la competitività delle aziende, ripercorre l'esperienza della 411, per dire, quindi quello dell'ammodernamento aziendale. E quindi per potenziare la competitività e la presenza nel mercato e accrescere la redditività delle aziende. In questo caso, per semplicità, anche per brevità, andrò a tratteggiare l'intervento facendo riferimento non solo al pacchetto giovani, ma alcuni dei criteri che poi andrò a dettagliare si rifanno alla domanda che viene presentata singolarmente, diciamo all'intervento proposto dei senior, non solo dei giovani. Ecco, e infatti abbiamo 2 entità di bando, di risorse messe a bando, 20 milioni per diciamo quella normale e 16 invece vengono riservati al pacchetto giovani. La scadenza in questo caso, mentre prima abbiamo visto che il pacchetto giovani deve essere presentato entro 90 giorni, per questo invece sono 120 nel caso in cui appunto siano i senior a presentare domanda. Anche in questo caso avremo 2 graduatorie, zona montana e altre zone. Le condizioni di ammissibilità non dei giovani che abbiamo visto prima, ma degli imprenditori sono quelli di avere ovviamente la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Questa è una scelta che è stata fatta ormai da oltre 15 anni, quella di andare a sostenere quindi le aziende professionali e poi essere iscritti alla gestione previdenziale agricola dell'INPS, possedere titolo di studio o capacità professionale, aver svolto l'attività come capo azienda o coadiuvante. Questo può essere un altro elemento. Questi criteri e condizioni di ammissibilità dell'imprenditore ritornano anche su altri tipi di intervento, vedremo l'SRD02 in particolare, per cui poi andremo via un po' velocemente. Condizioni poi di ammissibilità dell'impresa, sempre le stesse, essere iscritti alla Camera di Commercio, essere iscritti all'anagrafe del settore primario e avere ovviamente l'impresa e l'azienda ubicata nel territorio della regione. Abbiamo leggermente modificato rispetto alla passata programmazione le condizioni di ammissibilità minime, quindi avere
una dotazione di produzione standard e quindi capacità di realizzazione delle PLV come minimo di 15.000 euro all'interno delle zone montane e 20.000 quelle nelle altre zone. I criteri di selezione, e qui ci rifacciamo i senior, diciamo, sono sempre quelli della strategicità degli investimenti, la localizzazione geografica e le caratteristiche anche del soggetto che nel bando vengono dettagliate in modo particolare. Cosa possiamo fare? Quali sono le operazioni ammissibili? Miglioramento fondiario, d'accordo? Quindi per quanto riguarda tutti gli interventi che vengono fatti appunto sul capitale fondiario, e anche la costruzione, ristrutturazione e acquisto con ristrutturazione di fabbricati che possono essere utilizzati per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti. Abbiamo mantenuto il sostegno per le opere di eliminazione dell'amianto e poi le strutture per lo stoccaggio, trattamento e gestione dei reflui agricoli. Qui sono inserite le macchine e le attrezzature che possiamo dire concorrono in modo generico alla produzione e alla trasformazione. Perché questo? Perché, come è stato ricordato prima, è stato necessario operare una demarcazione proprio a livello di attrezzature e di impianti che possono essere utilizzati con altri strumenti, e poi vedremo quelli che invece possono essere sostenuti attraverso il PNRR e soprattutto in particolare col supporto all'investimento per le macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione. Ovviamente accanto a questo ci sono anche investimenti in hardware e software, quindi le tecnologie digitali. Per quanto riguarda gli impegni, ovviamente realizzare nei tempi gli interventi, realizzare gli investimenti per i quali vi si viene finanziati, e poi mantenere la stabilità dell'operazione per 5 anni se si tratta di interventi strutturali, 3 anni invece per quanto riguarda le attrezzature, dal pagamento del saldo. Queste date. La percentuale di sostegno varia a seconda del soggetto e della zona, in particolare per quanto riguarda gli interventi di trasformazione è 40% sia per i giovani che per le aziende di montagna e di pianura, viceversa per gli altri investimenti andiamo dal 40% nelle cosiddette altre zone, d'accordo, per le imprese agricole, che possono arrivare al 50% in zona montana, un 10% in più viene invece riservato per i giovani, che possono arrivare al 50% oppure al 60%. SRD 02, allora questo è il tipo di intervento che viene attivato con un'attenzione particolare, da una parte agli interventi di carattere ambientale, ma anche poi vedremo per il risparmio della risorsa idrica, il benessere animale e l'introduzione delle attrezzature particolarmente adatte a salvaguardare il concetto di sostenibilità e quindi quelle cosiddette ambientali, che però in questo bando non viene attivata. Quindi noi abbiamo 4 azioni, l'azione B dell'SRD 02 non viene attivata perché tutte le attrezzature che noi avevamo individuato, una serie di analisi e anche di confronti con i rappresentanti dei produttori di categoria, sono state declinate all'interno del PNRR per questo tipo di azione. Allora, la prima delle azioni degli investimenti produttivi con attenzione particolare all'ambiente viene destinata agli investimenti per la mitigazione di cambiamenti climatici e in particolare sono previsti appunto investimenti per razionalizzare i processi produttivi che riducano l'emissione di gas climalteranti. In questo caso quindi sono agenti inquinanti come ammoniaca e soprattutto per aumentare anche la capacità di sequestro del carbonio nel suolo. Qui abbiamo 13 milioni a bando per le aziende senior e 2 milioni invece vengono riservati per i giovani. In questo caso la scadenza del bando è di 120 giorni, quindi si arriva al 27 di aprile per le aziende normali, diciamo, non dei giovani. I beneficiari in questo caso hanno le stesse caratteristiche, se non rientrano nel pacchetto giovani, che abbiamo visto prima, quindi IAP, essere iscritti alla gestione previdenziale e avanti così, vado veloce. Condizioni di ammissibilità per le imprese agricole non cambiano, quindi iscrizione alle Camere di Commercio, anagrafe e il settore primario e quant'altro.
Criteri di selezione riportati nei bandi fanno sempre riferimento alla zona dove è ubicata l'azienda e poi le caratteristiche del soggetto, oltre ovviamente anche il livello di vantaggio climatico che viene realizzato, e lì ci sono delle tabelle che danno questo tipo di indicazione. Cosa può essere realizzato con questa azione? Copertura delle vasche esistenti. Non è un intervento nuovo, è già stato attivato nella passata programmazione con almeno 2 bandi, o 3, adesso qui non ricordo esattamente, ma 2 sicuramente, e quindi copertura delle vasche per gli effluenti non palabili, costruzione e ristrutturazione di vasche per la raccolta degli effluenti, sempre non palabili, per aumentare anche la capacità di stoccaggio attualmente in dotazione, e anche l'acquisto di serbatoi flessibili. Tutti gli impianti di separazione liquido e solido, che sono anche opere di collegamento e di installazione delle 3 che abbiamo visto prima, sono ovviamente ammesse a sostegno. Andiamo avanti. Per quanto riguarda gli impegni, ovviamente bisogna realizzare l'operazione come prevista nel piano, condurre l'azienda anche in questo caso almeno 5 anni e soprattutto terminare l'esecuzione delle operazioni entro 7 mesi dalla finanziabilità nel caso in cui si parli di attrezzature, viceversa sono 18 mesi nelle zone di pianura, diciamo così, e 24 in quelle di zone di montagna. Ovviamente sempre dalla data di pubblicazione del decreto di concessione. Cosa importante, questa è una novità rispetto al bando precedente, l'aliquota di sostegno che arriva all'80%. Questo è un impegno e anche una possibilità che è stata data dalla Commissione e quindi dalle strutture europee per incrementare e per sostenere questo tipo di sforzo che va a agire sulla redditività delle aziende e anche sulla produttività delle stesse. È stato accennato prima, abbiamo visto quel bel filmato sull'intervento per la riduzione dell'utilizzo dell'acqua irrigua e soprattutto per la razionalizzazione degli impianti esistenti. Viene riproposto anche in questo bando, nell'ambito dell'azione C cosiddetta, sempre SRD però azione C, d'accordo? E in questo caso abbiamo 4 milioni a disposizione, più 1 per il pacchetto giovani. La scadenza del bando in questo caso è 90 giorni, d'accordo, quindi il 28 marzo, e qui l'ambito territoriale è sì tutta la regione, ma l'investimento deve essere realizzato all'interno dei territori ricadenti nei bacini irrigui. Beneficiari sono sempre gli imprenditori singoli associati, come abbiamo visto prima, con sempre criteri di ammissibilità analoghi, e qui abbiamo che le operazioni devono produrre effettivamente un risparmio visibile in relazione anche alla quantità di acqua superficiale. Non sono ammessi ovviamente fonti di approvvigionamento da pozzi o altro, ma sono semplicemente per gli impianti che vengono alimentati con acque superficiali. Devono ovviamente avere l'installazione di un misuratore, d'accordo, dell'acqua, e poi devono essere ovviamente congruenti con l'ampiezza e la dimensione economica dell'azienda. Molto importante anche è la possibilità di realizzare degli invasi per la raccolta dell'acqua e quindi, eccolo qui, sistemi e tecnologie irrigue finalizzate al risparmio idrico, essenzialmente riconversione degli impianti di irrigazione esistenti, quindi non si va ad aumentare la superficie irrigata, ma si va ad ammodernare quella esistente. Il bando presenta degli abaci e anche delle schede tecniche per poter andare a determinare quella che è il risparmio e soprattutto l'incremento dell'efficienza dell'impianto. Dicevo prima, molto importante anche l'attenzione verso lo stoccaggio delle acque, no? E quindi realizzazione degli invasi che possono avere una capacità massima di 50.000 per essere finanziati, e anche questi però hanno la necessità di essere dotati poi di contatori e misuratori da una parte e opere per la distribuzione dell'acqua e quindi anche sistemi per la gestione idrica.
Anche qui abbiamo la stessa percentuale di sostegno che varia dal 40 al 60% a seconda che ci si trovi in pianura, piuttosto che invece essere realizzato l'intervento da parte di giovani. SRD sempre, quindi interventi di carattere, diciamo così, ambientale, ma attenzione, questo è investimenti per il benessere animale. È stata posta particolare attenzione e quindi un focus particolare agli investimenti che consentono un'evoluzione dell'allevamento verso un modello anche più sostenibile ed etico. Questo è uno degli obiettivi della programmazione e con questa azione cerchiamo di andare incontro a queste esigenze. Ho saltato una slide, vediamo se riesco a tornare indietro. No, dicevo, la dotazione riserva al bando 3 milioni più 1 per i giovani, però questa, il dottor Contarini mi correggerà, verrà probabilmente incrementato, visto che stiamo parlando di benessere animale, è stato in particolare... Confermo quello che ho detto prima. Sì. Ecco, benissimo. Ok, e quindi ci sarà un'attenzione particolare verso anche questo tipo di intervento. Le condizioni di ammissibilità, come ho detto, sono le stesse di prima. Quindi riduzione delle emissioni gassose dell'azienda è uno degli obiettivi, d'accordo, rispetto delle norme unionali. Cosa possiamo realizzare in questo caso? Diciamo che su questa azione vengono trasferiti tutti gli interventi che vengono fatti nel settore zootecnico a livello strutturale. Per cui costruzione, ristrutturazione, acquisto con ristrutturazione di fabbricati per l'allevamento vengono finanziati da questa azione, insieme però a tutta una serie di impianti, di attrezzature che vogliono migliorare il microclima dell'allevamento, sistemi per dispositivi per il comfort e la stabulazione e poi per la pulizia, per la disinfezione, per l'isolamento degli allevamenti. Queste ultime 4 voci non vengono attivate in questo bando per gli allevamenti suini, per i quali verrà attivata nei prossimi mesi una misura specifica attraverso un altro intervento RD06, ma di questo parleremo quando avremo il bando, che non dovrebbe tardare molto. Anche in questo caso, come vedete, la percentuale di contribuzione è la stessa di quella che abbiamo visto negli interventi precedenti. Dicevo prima, diversificazione delle fonti di reddito e delle attività anche delle aziende agricole. Quindi viene riproposto questo tipo di intervento che va a incentivare gli investimenti perché ci sia una creazione o il pieno utilizzo della forza lavoro aziendale attraverso l'obiettivo appunto di concorrere anche all'incremento del reddito familiare. E quindi questa misura di diversificazione prevede un bando di 4 milioni più 1 per le azioni che vengono attivate all'interno del pacchetto giovani e dà la possibilità quindi di aprirsi a uno scenario e anche una prospettiva diversa. In questo caso i beneficiari potenziali non devono essere IAP, come abbiamo visto prima, ma sono i cosiddetti imprenditori, i cosiddetti 2135, quindi quelli che svolgono attività di selvicoltura, acquacoltura escluse questi, no, che vengono le attività produttive di allevamento anche non in forma prioritaria, per quanto riguarda il reddito aziendale. Anche in questo caso, come vedete, però le condizioni dell'impresa sono sempre quelle di iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione all'anagrafe e di ubicazione all'interno della regione. In questo caso le aziende possono avere una produzione standard d'accesso più bassa, 8.000 euro in zona montana, 10.000 invece nelle altre zone. Nel caso in cui attivino degli interventi in zona montana deve essere per le malghe in particolare,
l'agriturismo presso appunto le malghe deve essere ovviamente in regola con tutti gli adempimenti legati all'igiene e al benessere degli animali e previste dalle ASL. Cosa è possibile attivare in questo caso? Diamo attenzione alla trasformazione di prodotti agricoli non compresi nell'allegato 1 cosiddetto, ma verso la trasformazione in altri e successivi produzioni, per dire la birra famosa dall'orzo piuttosto che il pane dal frumento. Vengono anche sostenuti l'ospitalità in alloggi, d'accordo, non quella relativa alla ristorazione, e a meno che non si operi in zona di montagna nelle malghe così identificate. Molto importante è anche l'attenzione che viene riservata alle fattorie didattiche e alle fattorie sociali, e quindi c'è una riproposizione di questa attenzione dove vediamo che molti giovani hanno aderito a questa attività e dare la possibilità poi anche di incrementare col turismo rurale, l'enoturismo, eccetera. Vado un po' avanti perché vedo che il tempo sta passando. Criteri di selezione anche in questo caso vanno dalla tipologia del beneficiario, se è giovane, se è a titolo di studio e altro, la localizzazione geografica, ma che ovviamente la tipologia dell'investimento. Alcune funzioni vengono privilegiate, vengono sostenute con punteggi più alti rispetto ad altro. Ovviamente bisogna realizzare quanto previsto dal piano e poi ci sono anche la necessità di assicurare come sempre la stabilità. Abbiamo una percentuale leggermente diversa rispetto a quello che abbiamo detto prima. Ricordiamoci che qui operiamo però con il regolamento de minimis, quindi c'è un livello massimo che si può raggiungere e da 200 è stato elevato a 300.000 euro, d'accordo? E la percentuale comunque dell'investimento varia da 35 al 50%. Prima è stato ricordato che con questo bando, questa apertura di bandi, c'è un'attenzione particolare verso gli investimenti cosiddetti agroindustriali, quindi sono le iniziative volte alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Quindi adesso passiamo un attimo a parlare di strutture di trasformazione, quelle che trasformano una materia prima di provenienza extraaziendale per più del 50%. E viene attivato questo con una dotazione di 40 milioni a valere sulla programmazione precedente, quindi usiamo qui parlare di PSR, non di CSR come diceva Franco prima. Eccola qui. Quindi sono investimenti sia materiali che immateriali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e la commercializzazione. Il bando 40 milioni, 120 giorni dati a pubblicazione del bando, pertanto scade il 2 maggio, non l'1. Ecco, lì c'è un errore. Ecco. I beneficiari, come ho detto, sono imprese agroalimentari che svolgono questo tipo di attività e devono ovviamente cercare di realizzare il piano di investimento e che viene richiesto appunto un contributo per migliorare le prestazioni. Gli interventi, anche in questo caso, vanno ad interessare sia la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, ma anche l'acquisto di macchine e attrezzature, quindi nuovi impianti che vengono attivati all'interno di queste strutture. Accanto a questo è possibile anche l'acquisto di terreni, però per non più del 10% della spesa complessiva. Questo è un limite che viene dal regolamento. Criteri di selezione, anche in questo caso un'attenzione, si parla adesso quindi di agroindustria, quindi non di aziende agricole, al numero di imprese che forniscono materia prima all'azienda di trasformazione che fa domanda di premio. E poi se questa azienda aderisce a organizzazioni di produttori o loro associazioni e quindi c'è un'attenzione particolare all'aggregazione e alla fornitura della materia prima di carattere locale e di aziende primarie.
e poi un'attenzione ovviamente alle qualità delle produzioni, agli investimenti ovviamente strategici e anche alla rilevanza che questi hanno. Ecco, in questo caso, vabbè, andiamo avanti, qui ci sono dei vincoli e dei limiti che vengono introdotti. Ricordiamo che la spesa massima in questo caso è di 3 milioni per soggetto giuridico e invece c'è una spesa minima, quindi non vengono finanziati i progetti al di sotto dei 200.000 euro per tutti i settori produttivi, 20.000 nel caso in cui queste vengano attivate nelle aziende, nelle microimprese delle zone montane. Finisco sul CSR molto velocemente parlando di due bandi che vanno a interessare la qualità delle produzioni, in particolare la partecipazione ai regimi di qualità da una parte e la promozione invece dei regimi di qualità. Qui c'è il dottor Trentin, che è la nostra direzione, che segue questi bandi, e qui abbiamo un sostegno a forme associative, quindi non sono le aziende agricole, ma sono soggetti che associano agricoltori, e c'è una dotazione sia per l'uno che per l'altro di $500.000. Nel primo caso quindi in entrambi i casi i beneficiari sono i consorzi di tutela delle DOP, le organizzazioni dei produttori, le associazioni degli stessi, le cooperative agricole, le associazioni di produttori agricoli, i consorzi e anche le reti. E qui poi ci sono delle condizioni particolari per andare a presentare la domanda, e quindi andiamo a sostenere i costi di prima iscrizione, d'accordo, nel sistema di controllo di qualità delle produzioni stesse, e poi anche i costi delle analisi di laboratorio. E quindi vediamo che le spese devono essere sostenute comunque dopo la presentazione della domanda, essere iscritti al sistema di controllo e tutta una serie di adempimenti che vengono appunto richiesti. Per quanto riguarda la partecipazione, in questo caso abbiamo che la spesa massima ammissibile è di 1.500 euro anno per agricoltore aderente e il contributo è del 100%, e poi questo varia a seconda poi fino a un massimo di 3 annualità. Per quanto riguarda invece la promozione dei prodotti di qualità, sono sempre gli stessi soggetti che abbiamo visto prima, quindi forme associative di agricoltori, e la finalità appunto è quella di sostenere queste iniziative di informazione e di informazione sui prodotti di qualità. E quindi sono progetti che vanno a sviluppare iniziative di informazione oppure di promozione, come appunto ho detto. Eccolo qui, spese per organizzare fiere, mostre, eventi, piuttosto che spese per pubblicazioni o divulgazione di materiale informativo sui prodotti di qualità, materiale promozionale, spese per le campagne promozionali, workshop e anche spese di gestione dei soggetti che prima ho indicato. In questo caso ci sono dei limiti di spesa che possono variare da 15.000 a 300.000 nel caso in cui siano soggetti che trattano prodotti DOP, IGP o STG, leggermente più basso invece nel caso in cui si parli di prodotti di montagna, biologici oppure aderenti ai sistemi di qualità nazionali. Ecco, io avrei finito la prima parte che è relativa al CSR. Ce ne sarebbe una seconda, che è quella del tipo PNRR. Avevo 40 minuti, sono quasi nei tempi. È stato brevissimo. 4 minuti, benissimo. Allora, ringrazio la regia per aver cambiato. Allora, cosa succede? Finalità, PNRR. Allora, dicevo che, facendo un passo indietro, col la SRD 02 azione B non viene attivata perché prevede tutta una serie di sostegni per le attrezzature di carattere, diciamo così, ambientali, che invece vengono in questo caso avviate al sostegno attraverso il PNRR. Sono essenzialmente 3 tipologie di macchine: supporto all'investimento per macchine per l'agricoltura di precisione, sostituzione di veicoli fuoristrada per l'agricoltura e zootecnia con propulsione elettrica, e supporto all'investimento per i sistemi di irrigazione e gestione delle acque. Apro una piccola parentesi, qui abbiamo degli interventi esclusivamente per la gestione intelligente della irrigazione,
Viceversa, nella misura che abbiamo visto prima, SRD02 azione C, si parlava di irrigazione, lì invece vengono sostenute le strumentazioni, quindi gli impianti e la realizzazione degli stessi, oltre agli invasi aziendali, se ricordate. Pertanto, se da una parte si può presentare una domanda completa anche di questi sistemi di innovazione, nel PNRR invece viene riservata attenzione solo per l'ammodernamento di impianti esistenti nel caso in cui si vada a introdurre questi sistemi. Per quanto riguarda le macchine, ritorno quindi a queste macchine per l'agricoltura di precisione, abbiamo 3 tipologie, sono macchine per l'innovazione e introduzione tecniche di precisione. Qui abbiamo macchine attrezzature per la precisione appunto attraverso dispositivi per la semina su sodo, seminatrici di precisione, stazioni meteo, droni. Abbiamo una serie di interventi che possono avere una certa impatto, e noi ci auguriamo che questo lo abbiano, ma soprattutto che queste possano avere, nonostante i limiti che il PNRR ha, e qui eventualmente vedremo anche quali sono, la possibilità di utilizzare. Qui si parla di oltre 24 milioni e mezzo che la Regione ha a disposizione. Altra tipologia di macchine, sempre di precisione, sono quelle per la distribuzione di fitofarmaci e dei fertilizzanti, e quindi abbiamo tutta una serie di atomizzatori, attrezzature per lo spandimento del liquame zootecnico e poi per la distribuzione degli effluenti palabili, ma anche quella dei concimi, nonché il controllo localizzato delle malerbe, no? Mediante sistemi fisici e meccanici. Terza tipologia di macchine sono quelle attrezzature per la zootecnia a elevata automazione, d'accordo? E quindi abbiamo l'automazione robotica per l'operazione di mungitura, gli investimenti in controllo e continua qualità del latte, oppure l'automazione robotica dell'operazione di pulizia, o quella per anche assicurare la tracciabilità della qualità del prodotto e del processo produttivo. Vado veloce perché vedo che sto portando via tanto tempo. Le condizioni generali per l'ammissibilità di queste macchine sono quelle che devono soddisfare almeno uno dei requisiti che il PNRR impone per questo caso. Chiaramente si sta parlando di digitalizzazione e quindi essere dotate di un sistema di controllo di comunicazione ISO-BUS oppure equivalente, presentare un sistema di interconnessione leggera e altri tipi di attività, ma basta che ce ne sia uno di questi, non essere presenti tutti, e quindi ci sarà necessità di una relazione che vada a spiegare il tipo di attrezzatura e soprattutto i risultati in grado di conseguire. Seconda tipologia di macchine, abbiamo visto prima quelle per l'agricoltura di precisione, adesso invece abbiamo sostituzione di veicoli fuori strada per l'agricoltura e la zootecnia, e quindi sono trattori a ruote gommate o cingolate, ma che devono avere esclusivamente il propulsore elettrico o a biometano, essere immatricolate come macchine agricole, essere destinate ad attività agricolo-zootecniche e sostituire un veicolo di proprietà. Sul supporto all'investimento per l'irrigazione e sistemi di irrigazione e gestione delle acque, è chiaro che questi sono sistemi cosiddetti intelligenti e quindi sono da sostenere le componenti e sistemi per l'utilizzo, la gestione e la razionalizzazione degli stessi attraverso software, sistemi di piattaforme applicabili, eccetera. Vado avanti, l'impianto, eccolo qui, importo a bando 24.779.000, è stato suddiviso in 2 budget, uno dedicato alle imprese agricole e loro cooperative e associazioni, 17.345.000, 7.433.000 invece sono per le imprese agromeccaniche. È la prima volta che all'interno, diciamo, della strumentazione dello sviluppo rurale vengono inserite anche le imprese agromeccaniche. Molto stringenti sono le condizioni per assicurare il raggiungimento di tag digitali e soprattutto di tagging, che sono gli obiettivi da realizzare con questi tipi di strumentazione. Importante qui è il contributo in conto capitale, che viene dato il 65% dell'importo della spesa ammissibile per le aziende senior, diciamo così, e può arrivare fino all'80% e arriva all'80% per i giovani agricoltori. Dov'è il limite di questo? Per chi ha avuto modo di leggere vede che sono le spese massime ammissibili. Allora, per
e 2 tipologie di attrezzature, le macchine e gli interventi sull'irrigazione, si arriva a 35.000 euro di spesa ammissibile, 70.000 invece nel caso di acquisto di trattori o altre attrezzature a propulsione elettrica. Diciamo che poi questi possono essere anche superati a livello di spesa ammissibile, perché nel frattempo sono arrivate anche delle spiegazioni da parte della cabina di regia ministeriale, mentre all'inizio erano ancora più stringenti. Di fatto però i contributi vengono erogati con riferimento a questo limite di spesa. Resto a disposizione per domande e altro, e qua mi fermo. Grazie. Grazie al dottor Alberto Andriolo dell'Unità Organizzativa Competitività e Imprese Agricole. Aia, fischia. Forse è da spegnere quello. Non avvicinarmi. Grazie dottore. Se avete perso qualcosa di tutti i dati che sono stati dati, perché siamo scesi davvero in profondità, sapete, ve lo ricordo, venetorurale.it, c'è tutto, la registrazione di questa serata più le slide, e poi ovviamente a seguire ci sono, ricordo ancora, il riassunto del CSR qui all'interno della cartellina. Passo la parola alla dottoressa Silvia Maier. Grazie dottoressa per la presentazione dei nuovi bandi a sostegno dell'imboschimento e dell'agroforestazione. La dottoressa della Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazione Idraulico Forestale, Unità Operativa Foreste e Selvicoltura. Grazie. Grazie mille, a me è un compito molto meno gravoso di quello del collega Alberto, perché io ho solo 2 interventi, 2 bandi da presentare. Tra l'altro per il settore forestale non sono i primi 2 bandi che escono da questo CSR, perché c'è stato un pacchetto abbastanza importante di bandi usciti a metà dell'anno scorso, quindi quello che abbiamo aperto adesso in questo bando di fine anno va a completare, diciamo, il novero delle azioni di tipo forestale che sono già state aperte. Ecco, una postilla così, forse la novità maggiore di questa serata l'avete sentita nella presentazione, perché dal 1 di gennaio la Regione si è riorganizzata e ha ricostituito in qualche modo una direzione foresta, selvicoltura e sistemazione idraulico-forestale, quindi questo esprime anche la centralità che si è voluta ridare a questo aspetto. Ecco, i bandi che presento sono quelli uno di investimento e uno di una misura cosiddetta a premio. Per l'investimento abbiamo la SRD 052, azione di impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole, che è complementare a quanto uscito a metà dell'anno scorso, dove sono stati per lo stesso intervento presentati, aperti i bandi per le altre misure dell'SRD 05, la 1 e la 3, e per la 2 solo per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo. Quello che presentiamo oggi è invece un'azione, anzi una sottoazione della SRD 052 che riguarda l'impianto di arboricoltura da legno a ciclo breve. Era un bando che non era previsto nel calendario dei bandi che ha presentato prima il dottor Contarin, ma vista l'esigenza manifestata dal territorio l'abbiamo anticipato rispetto a quando doveva uscire, quindi eccoci qua a presentarlo. L'altro invece intervento che presento questa sera è un intervento completamente nuovo, non si era visto nei precedenti PSR, è stato introdotto anche per volontà della Regione del Veneto, che è tra le poche ad averlo attivato, che è un premio per l'azione di trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura realizzati con le precedenti programmazioni comunitarie. Quindi abbiamo voluto appunto cogliere l'opportunità lasciate dall'eredità delle precedenti programmazioni. Andando velocemente avanti, partiamo con questo bando che è concentrato in questa tornata nelle azioni di impianto su superfici agricole a ciclo breve,
elencando un po' quelli che sono gli obiettivi, che sono quelli condivisi in generale dell'intervento, quelli di incrementare la capacità di assorbimento e stoccaggio dell'azoto, del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa, secondo il concetto dell'utilizzo a cascata del legname, quindi prevalentemente con utilizzi ai fini duraturi e poi via via a cascata con quelli meno duraturi. Migliorare la conservazione della biodiversità, fornire prodotti legnosi e non legnosi appunto con questo principio a cascata, fornire servizi ecosistemici e non ultimo diversificare il reddito delle aziende agricole. Le risorse a bando non sono moltissime, sono 500.000 euro, ma come anticipava il dottor Contarini, si tratta così del budget disponibile nel piano finanziario che poi potrà essere eventualmente aggiustato essendo nelle condizioni. 90 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande, l'ambito territoriale di applicazione è limitato alla pianura. I beneficiari, ci sono grosse novità rispetto ai bandi di arboricoltura a ciclo breve che siete abituati a conoscere. Sono soggetti pubblici e privati, singoli associati, proprietari e condizioni di superfici agricole. Le condizioni di ammissibilità per i beneficiari sono avere un idoneo titolo di conduzione e per le operazioni è obbligatorio presentare un piano di investimento redatto da un tecnico abilitato. Il periodo di permanenza minimo dell'impianto deve essere superiore a 8 anni e questa è una cosa un po' interessante cui vi prego di prestare attenzione, è che l'investimento può essere riconosciuto su superfici agricole anche se precedentemente c'era già ad esempio un piappetto, purché questo abbia raggiunto alla fine del turno e del periodo di impegno se è stato finanziato e che al momento della presentazione della domanda sia terminato sia il periodo di impegno sia caduto al taglio il soprassuolo, quindi al momento della presentazione della domanda il terreno deve essere libero. Si possono piantare popolamenti puri o misti di specie forestali autoctone di antico indigenato, compresi i cloni, ovviamente nel caso del pioppo, e non è consentito l'uso di specie esotiche invasive. Per aumentare la sostenibilità ambientale, nel caso si tratti di pioppetti non consociati, è previsto l'obbligo dell'utilizzo di almeno il 10% di cloni MSA, anche questo non è una novità rispetto ai precedenti bandi. La densità di impianto va da un minimo di 200 al massimo di 400 piante arboree per ettaro, cui possono essere in aggiunta consociate delle specie arbustive. Superficie minima, 0,5 ettari, cioè mezzo ettaro accorpato, quindi non si possono avere due corpi separati di meno di 0,5 ettari, anche se questo è il minimo, poi possono aggiungersi anche non accorpate altre superfici. Non sono ammissibili impianti su superficie foraggiaria permanente, pascoli, oliveti, patriarchi, brughiere, zone umide, eccetera. Non è ammessa in questa misura short rotation forestry, che ha caratteristiche diverse da quelle che si vogliono qua finanziare, né impianti di alberi di Natale. Sui criteri di selezione non mi soffermo, li trovate, sono elencati, dipendono dal tipo di investimento, ad esempio viene premiata una maggiore percentuale di cloni a maggior sostenibilità ambientale, l'ubicazione, se si tratta di aree interne, eccetera, ma insomma quelle li vedete nel dettaglio, sarebbe troppo lungo qua elencarli. Tra gli impegni troviamo realizzare e mantenere quanto indicato nel piano di investimento e mantenere la conduzione che deve essere posseduta dal beneficiario al momento della presentazione della domanda. Questa va mantenuta fino al termine di periodo di stabilità dell'operazione, che in questo caso è di 8 anni. Negli anni successivi all'impianto vanno realizzate le cure colturali che sono necessarie al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del popolamento. Attenzione, trattandosi di impianti a ciclo breve, non è previsto né l'erogazione di un premio per mancato reddito né l'erogazione di un premio per manutenzione.
ma potrà essere controllato che le cure culturali previste nel piano di investimento siano effettivamente realizzate. Quindi c'è l'obbligo di reintegrare le fallanze, l'obbligo di mantenere il popolamento come previsto nel piano di investimento. Attenzione anche che l'arboricoltura da legno è un fine forestale, come definito dal decreto legislativo 386 del 2003, e quindi per le specie incluse nell'allegato A del decreto legislativo vanno acquistate intanto da un rivenditore, un vivaista autorizzato, vanno dotate del certificato di provenienza o certificato clonale di identità e il cartellino del produttore va conservato. Si tratta di un investimento, quindi c'è un rimborso delle spese ammissibile, l'aliquota di sostegno è dell'80%, la spesa ammissibile massima è di 10.000 euro a ettaro, che è quella comune alle altre sottoazioni di questo intervento, e l'importo massimo dell'operazione per operazione, quindi per domanda, è di 80.000 ettaro. Per determinare la spesa c'è il riferimento al prezzario regionale agroforestale come consueto, e attenzione che non ci sono i premi correlati alla manutenzione del mercato reddito, ve l'ho già detto. Un altro punto di attenzione che è diverso rispetto a quanto siete abituati, che il periodo di realizzazione dell'intervento sono 12 mesi dal decreto di concessione. È un periodo stretto? Vedremo. Comunque questo è il requisito indicato nel bando. Eventualmente vedremo se la stagione imporrà qualche proroga o come potrà essere. Un'altra novità che non ho segnato nelle slide riguarda il piano di investimento e la documentazione a corredo del piano di investimento. Come già è successo nei bandi del precedente semestre, viene chiesto di allegare una cartografia elettronica georiferita in formato geopackage. Attenzione che questo è uno degli allegati che viene richiesto siano presenti al momento della presentazione della domanda. Viene fornito il file scaricabile nel sito regionale con tutte le indicazioni per la corretta compilazione. Per questo bando abbiamo finito, adesso passiamo alla seconda azione che mira a realizzare in popolamenti originati da finanziamenti per l'arboricoltura da legno da programmazioni precedenti, mira a finanziare delle cure culturali tramite l'erogazione di un premio annuo per 5 anni per la trasformazione di questi popolamenti in un vero e proprio bosco naturaliforme permanente. Questo perché sappiamo che sul territorio c'è un'eredità di vecchi imboschimenti 20-80 che hanno finito il loro periodo di stabilità, oppure anche realizzati con la misura H, con la misura 221 mi pare fosse, e azione 2, di cui i proprietari magari li avevano fatti con l'intenzione di fare un'arboricoltura da legno, poi si sono accorti che tecnicamente non era proprio così, la consociazione non era quella giusta, adesso ci sono questi popolamenti che nati come arboricoltura sono diventati un quasi bosco ma non lo sono ancora. Quindi per evitare che questo patrimonio, che comunque è un patrimonio dal punto di vista della sostenibilità ambientale notevole, e per dare anche uno scopo, un fine anche a questi proprietari o conduttori di questi boschi, si è pensato di dare un incentivo alla trasformazione di questi in qualcosa di più stabile, in qualcosa di anche più ambientalmente più idoneo. Quindi le risorse a bando non sono molte, ma perché ci aspettiamo che il bacino di utenti sia abbastanza limitato, e le risorse a bando sono 100.000 euro per questa prima sperimentazione che abbiamo fatto di apertura di questa misura, sempre 90 giorni per la presentazione delle domande, e l'ambito territoriale è segnato, non ci sono limiti all'intero territorio regionale, chiaramente
risente dei limiti di dove effettivamente sono i popolamenti da trasformare, che sono sostanzialmente, per i limiti dei bandi di allora, in pianura o al massimo in collina. Attenzione che a partire dall'erogazione del primo premio, quindi la prima annualità di pagamento, i popolamenti finanziati con questa misura andranno a costituire formazioni forestali ascrivibili a bosco in senso proprio, quindi soggetti a tutta la normativa e la vincolistica forestale, nonché paesaggistica, perché sapete che i boschi sono soggetti anche al codice del paesaggio in quanto tali. I beneficiari, qua per la definizione dei beneficiari non valgono tanto il tipo di beneficiari, ma quanto l'essere possessori di superfici che rientrano, che hanno i requisiti appunto per attingere a questi finanziamenti, quindi si guarda se il terreno condotto è stato finanziato per impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati già allora, realizzati con contributi del regolamento 2080-92, del PSR 2006 misura H e del PSR Veneto 2007-2013 misura 221 azione 2. Le condizioni di ammissibilità sono ovviamente disporre dei titoli di conduzioni e presentare un piano di mantenimento redatto da un tecnico abilitato. Ecco, questa è una misura che è un'azione che è un po' borderline tra un investimento e un premio, nel senso che viene erogato un premio, ma di fatto viene chiesto di presentare un progetto di interventi. In cosa consiste questo mantenimento che si intende realizzare sulla superficie? Ecco, anche qua il periodo di stabilità del finanziamento precedente deve essere stato concluso alla data del 31 dicembre 2023 e la superficie minima in questo caso è di 1 ettaro, proprio per dare un significato anche ambientale della formazione forestale che si va a costituire. La superficie di intervento già all'inizio deve presentare le caratteristiche dimensionali per essere un bosco ai sensi del testo unico per le foreste e le filiere forestali e non si possono usare nel rimboschimento, nei rinfoltimenti specie esotiche invasive, e le specie devono essere ovviamente adatte all'ambiente e sempre in linea con il decreto legislativo 386. In caso di rinfontimenti e appunto di utilizzo delle piante non si possono usare piante pronte a effetto, bisogna usare piante in linea con le linee guida anche definite dal Ministero, oltre che come ovvia prassi tecnica, piante di età massima di 4 anni con pane di terra o astoni, quindi non il pronto effetto, ma piante propriamente da rimboschimento forestale, Allora qua una carrellata degli impegni: realizzare il piano di mantenimento, mantenere la natura degli impianti, delle superfici oggetto per l'intero periodo di impegno previsto e le superfici a bosco per ulteriori 10 anni. Allora qua mi direte c'è un po' un'incongruenza, no? Il periodo di impegno sono 10 anni, ma questo è bosco permanentemente. Spendo 2 parole, sono le ultime, per spiegare un po' questa apparente incongruenza. Ai fini del finanziamento dello sviluppo rurale vale il periodo di impegno, quindi per 10 anni quel bosco deve esistere, altrimenti se Avepa in un controllo non trova la superficie, il finanziamento viene perso. Ai fini forestali invece vigono i vincoli forestali, quindi la superficie va mantenuta a bosco, a meno che ci sono ovviamente delle deroghe. Se conoscete la normativa forestale, la trasformazione dell'uso del suolo può essere autorizzata previo intervento compensativo, quindi al limite posso dire faccio un intervento compensativo imboschendo pari superficie ad un'altra parte e quel bosco può essere distolto, ma se questa operazione viene fatta prima dei 10 anni si restituisce il contributo della VEPA. Ovviamente poi ci vuole anche l'autorizzazione paesaggistica e quant'altro, quindi questa apparente incongruenza deriva da dover seguire 2 disposizioni, 2 indicazioni normative diverse. Ultima slide, questa è l'entità del premio.
1.500 euro all'ettaro all'anno, scusate, per 5 anni. La domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento della prima annualità. Per le annualità successive poi si deve presentare, come per le altre misure agroambientali a superficie di cui questo intervento fa parte della famiglia delle misure agroclimatico-ambientali, va presentata una domanda di pagamento. È una sfida che facciamo, speriamo che il territorio la raccolga per così consolidare la superficie forestale che si è creata negli anni precedenti. Ecco, ultimissima notazione. Adesso io lascio la parola al collega di Avepa per qualche dritta, no? Qualche attenzione tecnica, ascoltatele bene perché queste sapete, poi gli inghippi sulla presentazione, sulle cose sono, ma leggete anche molto bene i bandi. Ad esempio in questo tra la documentazione obbligatoria al momento della presentazione delle domande per la SRA 28 c'è un nulla osta dell'autorità forestale competente che deve accompagnare la programmazione. Ecco, cercate di far sì che questo nulla osta sia acquisito per tempo. Ovviamente c'è tempo per integrarlo entro 60 giorni, ma deve essere almeno richiesto. Fate attenzione a questi dettagli perché poi ci sono degli scivoloni che si possono magari evitare con un po' di attenzione. Grazie. Grazie Silvia Maier, Unità Operativa Foreste e Selvicoltura. Allora, come Silvia ha introdotto, siamo un po' alle indicazioni, consigli utili per non sbagliare anche, no? Nella presentazione, nella scelta dei bandi a cui partecipare. Allora, ringrazio il dottor Marco Passadore, che è dirigente dello Sportello Unico Interprovinciale di Verona e Vicenza di Avepa. Prego. Buonasera a tutti. È un compito un po' pesantino, ma cerchiamo di farlo, non dico piacevole, ma quantomeno comprensibile. Mi spetta presentare un problema legato a dare delle raccomandazioni di come presentare le domande. Sembra quasi una banalità, ma vedrete che ne racconto un paio che da anni ci troviamo da fronte sempre a certi problemi. Intanto, tutto quello che vado a dire è scritto tutto, o negli indizi procedurali, piuttosto che nei singoli bandi, per cui non c'è niente da inventare. Si parte con la raccolta delle domande che la fa Avepa, quindi le domande vanno presentate ad Avepa. Una sola domanda per soggetto, per ogni intervento, azione, graduatoria. Per presentare la domanda, prima cosa da fare è andare ad aggiornare, costituirlo, aggiornare e far validare il fascicolo aziendale dell'azienda. Passo fondamentale. E dopo si passa a compilare la domanda. La domanda esclusivamente in modo informatizzato. Fascicolo aziendale. Come si fa a istituirlo piuttosto che a modificarlo? Bisogna avvalersi del gestore del fascicolo, che può essere il CA oppure lo sportello di Avepa. Lasciamo perdere quello che contiene il fascicolo aziendale, però insomma sì, è abbastanza intuitivo, ma deve essere validato e aggiornato in un momento congruo. Non si può andare l'ultimo giorno, domani scade il bando, o fretta, fatemi il fascicolo, aggiornatemi il fascicolo. Ci sono i termini tecnici per farlo, per cui quello che raccomando anche qua di prendersi un po' per tempo per fare questi passaggi. Dopodiché si passa a compilare la vera e propria domanda con quello che viene richiesto dal bando, e una cosa da stare attenti, che una volta presentata la domanda può essere modificata e c'è la domanda sostitutiva. Naturalmente la seconda copre e annulla la precedente. Quindi solo una domanda resta viva. Altra raccomandazione, le domande vanno presentate, come dicevo prima, solo online, non può essere presentata per PEC, per raccomandata, passare allo sportello, questa è la mia domanda, no, solamente
in via telematica e a fare attenzione al giorno di scadenza, perché tutte le domande che vengono dopo il termine di scadenza non vengono neanche prese in considerazione. I giorni, avete visto, più o meno tutti i bandi sono tra 90 e 120 giorni, il termine lo prevede il bando stesso. Per compilare la domanda, altra cosa da accertarsi è di avere la delega per presentare la domanda, individuare il modulo giusto per la domanda che si vuole presentare, che la domanda sia sottoscritta in un modo valido, e dopo andiamo a vedere in che modo si fa a sottoscrivere la domanda da parte del titolare dell'azienda piuttosto che del rappresentante legale, verificare che ci sia il punteggio minimo e che ci siano allegati i documenti cosiddetti essenziali. Cioè, se i documenti essenziali non ci sono, si chiamano essenziali per questa parola, cioè il termine la dice tutta, voglio dire. Se sono essenziali devono esserci. Se non ci sono, non ci sono. Non possono essere integrati dopo. D'accordo? Quindi se il bando scade domani, entro domani, dentro la domanda di aiuto ci devono essere anche i documenti essenziali. Scansionati anche questi, sempre anche questi in via, devono dare dei file e devono essere legati alla domanda stessa. Ok, dopodiché alla domanda c'è il progetto attaccato. Il progetto contiene cosa vuole essere sostenuto, che spese si intendono sostenere e quali dovrebbero essere dopo approvate e finanziate. Quindi le spese devono essere inerenti al progetto, devono essere pertinenti alla tipologia di intervento che si deve fare e congrui nel senso che devono essere commisurati alla dimensione dell'intervento. I costi inutili devono essere ragionevoli e giustificati, devono essere usato il criterio della sana gestione finanziaria. Faccio due esempi come parametri di riferimento. Uno è il preziario dei costi, massimi unitari di riferimento per le macchine, attrezzature agricole e forestali. Laddove non c'è questa possibilità, i 3 preventivi, ma che devono essere confrontabili fra di loro, fra ditte che sono in concorrenza tra loro. D'accordo? Solo per fare un esempio. Le spese devono essere elegibili. Cosa vuol dire? Devono essere sostenute in un arco temporale ben determinato. Possono essere ammesse le spese solamente che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda d'aiuto, non prima. Per cui è importante anche la documentazione, scusatemi se dico un po' così, fiscale e amministrativa che giustifica quella spesa. Non può essere anteriore alla presentazione della domanda d'aiuto. Altra cosa in cui ci si raccomanda è la qualità del progetto. Più migliore non si dice, meglio è il progetto, migliore è il progetto, più facilmente il progetto si va a conclusione, evitando quel passaggio che non si vorrebbe fare, ma capisco anche da quando uno ha in mente di fare un progetto a quando lo va a realizzare passa anche un anno, per cui qualche cosa può cambiare, però meno varianti o meglio ancora modifiche non sostanziali, visto che bisogna capirci anche sui termini in italiano, no? Il lessico è importante, sono fondamentali, che meno ce ne sono meglio è. Altra raccomandazione, la VEP è l'ordinario pagatore, quindi sarebbe lì per pagare, non per non pagare, per cui se qualcuno nell'arco dell'idea che aveva all'inizio di fare un certo tipo di intervento, come dicevo prima, può cambiare, le realtà aziendali possono cambiare, anche di mercato, no? Prima di fare qualcosa di diverso rispetto al progetto che è stato finanziato, io dico sempre, vediamoci, parliamoci, che probabilmente riusciamo a trovare una soluzione, probabilmente, se è possibile, se non è possibile, l'impossibile non faccio mai, nessuno la fa. Adesso vi presento 3 aspetti che sembrano quasi sono delle raccomandazioni sostanzialmente. Io vi dico questo, sia le aziende, sia i consulenti che i tecnici che sono delle aziende, io invito a leggere bene
vorrei dire studiare bene, sia gli indirizzi procedurali sia i bandi. Perché questo? Perché è cambiato qualcosa, l'abbiamo capito anche prima, non è tutte le regole sono state replicate. Per cui, ma l'altra volta si è fatto così, l'altra volta è un altro bando, l'altra volta erano altri indirizzi procedurali che potevano permettere certe cose, sono nuovi. I bandi che abbiamo visto oggi sono tutti del CSR, quindi fanno riferimento a un determinato indirizzo procedurale, tranne quelli dell'agroindustria, che sono quelli del vecchio PSR. Là uno può dire, vabbè, ho sempre fatto così, se è andata bene si può replicare, ma sugli altri, vi garantisco, meglio vedere bene come funziona le nuove regole. Sono stato indietro di un po', vabbè. Altra cosa, la domanda, come dicevo prima, deve essere sottoscritta a norma di legge, per cui con firma digitale, con certificato valido, oppure firma autografa con allegata alla carta d'identità in corso di validità. D'accordo? Sembra strano che, adesso lì vi leggo quello che ho scritto, ma l'ho scritto perché è vero, sembra strano, ma dopo 20 anni che ci sono sti bandi, siamo ancora davanti ai problemi delle domande che non sono state sottoscritte in modo corretto. Ma cerchiamo di porre attenzione, e questo qua secondo me fa parte sempre della raccomandazione di prima: migliore è il progetto, l'idea, e meglio tutto va avanti in modo più liscio e lineare. Ultima raccomandazione, se vogliamo chiamarla così, è quello che dicevo prima, la documentazione essenziale, così come elencata nei bandi. Nei bandi c'è una sezione dove dice questa è la documentazione essenziale, leggetela attentamente, e quella deve essere presente al momento della presentazione della domanda. Non è previsto l'integrazione dei documenti essenziali, solamente laddove viene chiesto dalla web ma qua non si capisce bene sta roba qua, allora si integra, ma rispetto a quello già presentato, non un nuovo documento. Anche questa regola nota, ma sempre che è oggetto di, insomma, di difficoltà anche di relazioni delle volte, ma cerchiamo di essere più precisi il possibile e vedrete che non ci sono grossi problemi. Ultime cose da dire è, questo qua anche, cioè, è scritto qua, insomma, dove trovate le indicazioni per seguire la modalità di accreditarsi, il caricamento informatico della domanda, la compilazione, questi sono i percorsi. Venuti quelli di Lega, li trovate dopo nelle slide che vi lasceremo, come si diceva prima. Ultima cosa da dire, ovviamente leggendo il bando, studiando, vengono fuori i quesiti. Ma si può fare questo? Ma non si può fare quello? Allora, due extra sono, per tutti i problemi che avete con la gestione del fascicolo, piuttosto che l'istituzione del fascicolo, due indirizzi email. Uno è quello della sede centrale, diciamo, di Avepa, che è il fascicolo deleghe, e l'altro invece supporto aziende. Cambiate la sigla automobilistica finale, Verona, Vicenza, piuttosto che Belluno e compagnia, e parlare, e trovate il contatto con le varie strutture periferiche di Avepa. Per problemi di natura esclusivamente informatica c'è il servizio di helpdesk. Per i quesiti dell'agroindustria, quella che era la 421, che è la 421 PSR, ci si deve rivolgere alla sede centrale, all'area tecnica comunità imprese, specificatamente all'ufficio coordinamento territoriale interventi strutturali. Per tutti gli altri bandi presentati da Alberto agli sportelli provinciali e all'ufficio sviluppo imprese e territorio. Sul sito di Avepa trovate chi dopo deve avere un referente, piuttosto che. Per quelli invece presentati dalla dottoressa Maier, all'ufficio, sempre agli sportelli provinciali si rivolge, e all'ufficio misure di superficie. Queste sono proprio le indicazioni basiche per cercare di arrivare a una corretta presentazione delle domande e anche per avere un dialogo preventivo rispetto a situazioni già ormai consolidate. Io vi ringrazio e buona serata. Grazie al dottor
Passadore, dirigente dello Sportello Unico Interprovinciale di Verona e Vicenza, grazie per la chiarezza, anche perché insomma davvero queste sono le prime indicazioni utili per non sbagliare. Allora abbiamo un quarto d'ora di tempo, forse qualcosina in più anche per poter, ecco vedo ci sono già delle domande, spazio a voi, avete i professionisti qui a vostra disposizione, quindi andiamo in ordine con le domande. Prego, vi chiedo di appunto prenotarvi con alzata di mano e presentarvi in modo da capire se siete consulenti oppure insomma altre professioni. Grazie. Salve a tutti. Scusi. Salve a tutti, io ho un'azienda agricola, giovane imprenditore che adesso si sta insediando. La mia domanda è più che altro sul PNRR. Non ho ben chiaro se io ho un'azienda già avviata comunque da mio padre e tutto, ho bisogno di un rotolone nuovo, devo affidarmi al PSR o all'altra misura del PNRR? E l'altra domanda è, non è ben chiaro come viene calcolata la graduatoria nel PNRR, quali sono i punteggi? Ad esempio, se devo comprare un trattore elettrico, che punteggio ha? Allora raccoglierei qualche domanda in più in modo da poi poter fare sintesi e fare rispondere. Altre domande? Vuol dire che siamo stati particolarmente esaustivi. Allora, intanto che magari potete immaginare, formulare qualche altra domanda, forse dottor Contarini. No, tocca a me. Tocca a lei, prego. Sì, grazie. Sì, fermo qua. Come si fa a spegnere? No. Vabbè, dai. Siamo sempre andati avanti. Proseguiamo. Allora, per quanto riguarda il rotolone va nel CSR, perché per quanto riguarda gli interventi per l'ammodernamento dei sistemi irrigui, il PNRR funziona e finanzia semplicemente i sistemi cosiddetti intelligenti, quindi regolazione e gestione dell'erogazione dell'acqua. Per quanto riguarda invece i criteri, d'accordo, nel bando sono evidenziati e in particolare, allora onde evitare, mi scuso, ma a memoria a volte si fa fatica, proprio quelli per l'acqua vengono privilegiati e danno un riconoscimento di un punteggio piuttosto alto. D'accordo, per cui abbiamo i sistemi per la gestione intelligente dell'irrigazione che vanno a 50 punti e poi invece quelli per la riduzione ad esempio dell'utilizzo di prodotti fitosanitari che hanno un punteggio più basso. Altra questione che poi viene considerata e un requisito che viene, o meglio attenzione viene dato a chi già ad esempio aderisce a sistemi biologici, d'accordo? Sono degli altri punti che vengono sommati a quelli precedenti e a scalare poi invece quelli che invece di fare biologico magari hanno DOP, DOCG o ISTG. E poi l'ultima cosa sono il processo di certificazione di prodotto, quindi un'altra attenzione alla qualità dell'investimento, ma soprattutto del percorso che l'azienda fa per certificare la propria produzione. Quindi abbiamo questo tipo di cosa. E viene calcolata sulla spesa del progetto, perché uno potrebbe non semplicemente fare la domanda per una tipologia di investimento, ma anche per altri. Più. Prego? Il trattore elettrico. Oddio, adesso, fermo qua. Dove sono da finire? Un attimo solo. Panico. La vista, l'età, insomma. Il trattore elettrico non c'è. Non c'è. Dimostrazione. Vedi l'occhio del giovane. Sì. Abbiamo detto che è una priorità il giovane. Allora, mentre il dottor Andriolo cerca e scava per trovare i trattori elettrici, se ci sono altre domande proseguiamo. Giorgio Tommasi, agricoltore, adozione dell'agricoltura, della produzione biologica. Io ho fatto la domanda nel gennaio 2023, purtroppo era scaduto il bando dal 31 dicembre 2022.
Adesso qui vedo SRA 29, mi sembra, e nel calendario mi parla del primo trimestre, trimestre 2023. Quindi io che l'ho adottata dall'anno scorso, però non ho... come sono messo? Non c'è nessuna speranza? Bene, direi. Bene. Ti rispondo diretto, così intanto qualcun altro ci pensa. Il manuale che ha in mano lei, purtroppo per ragioni pratiche, è l'edizione 2023, che non prevedeva l'apertura nel 2024. Come ho detto prima, stiamo cogliendo queste occasioni per informare che ci sarà un'apertura mirata della 29.1, penso fosse il suo caso. Lei aveva fatto la conversione, tra virgolette, in ritardo rispetto al bando. Lei sarà in tempo a ricandidarsi nel bando che verrà aperto verosimilmente marzo, per essere seri, non lo dico prima, e che chiuderà il 15 maggio, salvo eventuali proroghe da parte del Ministero. Ci sono altre domande? Sì, c'è il signore. Eccola lì. Sì. No, non la sentono perché è anche registrato. Quindi... Ho capito. Esposito, consulente. Volevo chiedere una cosa, legandomi proprio alla domanda del giovane. Prima il responsabile di Avepa diceva che non si possono presentare due domande, cioè lo stesso soggetto non può presentare un PNRR e... Stiamo parlando di CSR. No. Allora, Sto parlando solo di CSR. la domanda è che qualcuno ha detto, non so se l'ha detto lei oppure Andriolo, che lo stesso soggetto non può presentare con questi bandi più di una domanda. Quindi se uno vuole presentare una domanda legata al PNR e una domanda legata al PSR, può farlo? Prima domanda. Sulla seconda penso che dovrebbe essere il dottor Andriolo, oppure manderò una mail a Padova, è quella del camion frigo per la misura 421. Così parlando ufficiosamente con Avepa di Padova è venuto fuori che il camion frigo non è previsto come definizione nell'elenco degli interventi che si possono fare, o deve rientrare nel tunnel frigorifero oppure nelle strutture frigorifere. E questo è il dubbio, perché io ho proprio una domanda del genere in atto. Bene. Grazie. C'era qualcun altro in zona lì? Vabbè, allora io rispondo alla prima e l'amico Andriolo alla seconda. Provo a spiegare chiaramente. Per un intervento, faccio l'esempio, per la 611 quel giovane può presentare solo una domanda di 611 per i 40.000 euro, non può presentarne due. Passo all'anziano. L'anziano sull'SRD 01 può presentare solo una domanda, non ne può presentare due. Parallelamente, l'anziano invece può presentare una domanda SRD 01 e una domanda SRD 02, ad esempio azione D, perché è un allevatore non più così giovane. Il giovane può presentare la domanda 611, la domanda, il pacchetto SRD 01 oppure SRD 02 oppure SRD 03 oppure un mix di queste, e in più sia il giovane che l'anziano possono presentare la domanda PNRR attrezzature. Chiarito? Ho fatto l'esempio didascalico proprio per evitare confusione, perché ci rendiamo ben conto noi che tutta sta serie di cose può spiazzare, e purtroppo non semplifica, perché immaginiamo che è ovvio che l'imprenditore e il consulente che lo affianca hanno in mente il progetto dell'azienda, che non è fatto a pezzi, ha una visione di insieme.
Purtroppo, effetto della burocrazia da Bruxelles più Roma più Venezia, il risultato è che l'imprenditore, aiutato dai consulenti, ha in mente il suo progetto, dovrà collocarlo, spezzettarlo, non perché il progetto sia a pezzi, ma semplicemente per star dietro a questi vincoli che impongono dei sistemi di rappresentazione, di rendicontazione dell'uso delle risorse pubbliche. Non è nient'altro. Però spero di aver chiarito, perché non è impedito, è impedito nello stesso intervento. Come diceva il collega Marco Passadore, certo, se tu presenti sullo stesso intervento 2 domande, a parte che ti è impedito automaticamente dal software, ma l'una sostituisce l'altra. L'ultima sostituisce la precedente, mettiamolo così. E difatti il sistema di correzione funziona così. Ho sbagliato la domanda, me ne accorgo, ne presento un'altra, annullo la precedente. Seconda domanda. Allora, la seconda domanda era, se non ho capito male, relativa ai camion per il trasporto, d'accordo? Camion frigo, sì, sono ammissibili ed è scritto nel bando, quindi non c'è nulla di diverso rispetto al bando precedente, d'accordo? Come sono anche possibili ovviamente la realizzazione di celle frigo all'interno degli impianti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli generalmente o agricoli in senso generale, insomma. C'è una nuova domanda, se non sbaglio, ecco sì. Prego. Buonasera, io ho un'azienda agricola con allevamento di bovini da carne e intendo aumentare il volume di stoccaggio dei reflui che è previsto nel bando, il CSR 02. E un dubbio, io chiedo, è previsto nel contributo anche la parte strumentale, cioè intendo tutta quella parte che riguarda il sistema di pompaggio di reflui e la parte meccanica. Chi risponde? Se no lo apro qua. Aspetta, allegato. Sì, è l'allegato D. L'allegato D, bene. Secondo, signore, che arriviamo, siamo un po' lenti qua. Eccolo qua, aspetta che ti apro qua. Microfono e leggi, se vuoi ti ingrandisco. No, è un attimo solo, un po' più basso. Intanto io approfitterei per ricordarvi una cosa: se non l'avete già fatto, di iscrivervi alla newsletter che conta già circa 4.000 iscritti, e all'interno della newsletter puntualmente vengono pubblicate tutte le informazioni. Adesso, al di là delle notizie che riguardano insomma il mondo agricolo a livello nazionale ed europeo, anche pubblicazione dei bandi, termini, graduatorie, insomma, quindi la newsletter è una fonte di informazioni molto importante. Ecco, attenzione, e giustamente mi ricordano, all'interno della cartellina trovate il QR code, vi chiediamo di esprimere un parere su questi incontri, quindi di partecipare al questionario di gradimento. Mi raccomando, chiediamo anche il vostro contributo perché ci aiuta a lavorare meglio. Prego. Sì. Allora, come quarto punto dal bando, l'acquisto e l'installazione di impianti di separazione liquido solido e relative opere di collegamento, d'accordo, in abbinata agli interventi di cui prima abbiamo parlato di coperture delle vasche piuttosto che di nuove vasche o ristrutturazione delle stesse, per cui anche le opere di collegamento e di trattamento sono ammissibili. Deve parlare perché non si sente. Quindi anche tutta la parte meccanica che viene posta all'interno delle vasche, o solo il collegamento alle vasche? Cosa intende per la parte meccanica? La movimentazione per evitare i fenomeni? Sì, intendo la parte. Si parla di ristrutturazione e di costruzione, la vasca deve essere efficiente nella sua totalità, altrimenti non può essere. Nella sua complessità, quindi. Sì. Un'altra domanda qui in basso. Grazie. Io ho una domanda. Dov'è?
Di là. Ok, quindi ne abbiamo due, magari le ascoltiamo entrambe e poi rispondiamo. Pezzin, sono un tecnico. Allora, io avevo una domanda nell'ambito dell'intervento SRD01 relativamente al criterio di priorità 1.1, quello sulla rilevanza strategica degli interventi. Al punto 7, dove si trattano l'acquisto di macchine e attrezzature, quest'anno è stato dato priorità strategica alle macchine e attrezzature per il comparto lattiero-caseario e carne e uova in zona montana. Volevo capire qual è la discriminante con cui si va ad individuare quali sono le macchine e attrezzature legate proprio al settore zootecnico, quindi. Grazie. Raccogliamo già la seconda domanda, cosa dite? Sì, allora prego. Tommasi, consulente, un paio di domande veloci. Una con riferimento invece al bando primo insediamento. Non trovo, non so se è stato eliminato, il limite della produzione standard di 250.000. E dopo invece con riferimento alle misure invece strutturali di rinnovamento, il discorso della possibilità di presentare un ulteriore bando avendo già sforato i 600.000 nel precedente pacchetto PSR 14-20. Grazie. Allora parto da queste e poi chiedo gentilmente, perché credo non aver capito esattamente la domanda. Allora, per quanto riguarda il limite massimo di 250.000 euro di produzione standard è stato eliminato, quindi non c'è più questo limite, grazie anche a interlocuzione con i servizi della Commissione, era un limite per le aziende di una certa dimensione, quindi questo è stato tolto. Invece è rimasto quello minimo, va bene, però perché le aziende hanno una consistenza. Per quanto riguarda i 600.000 euro si riparte da zero, quindi con questo periodo di programmazione l'azienda può presentare ancora un piano anche se l'ha fatto nell'ultimo bando, d'accordo? E sì, attenzione. Primo gennaio 2023. Ah, bene, bravo, ottimo. Scusate, mi permetto. No, ottimo. E c'è un'altra questione, che i 600.000 euro però valgono per la sommatoria degli interventi SRD01 ed SRD02, d'accordo? Quindi abbiamo mantenuto questo per non concentrare troppo appunto gli interventi a favore, in tempi limitati, a favore della medesima azienda, e che facevano riferimento alla 411, d'accordo. Per quanto riguarda invece le attrezzature zootecniche, ecco, se gentilmente mi vuole dire un attimo, grazie. Sì, allora praticamente la rilevanza strategica ci indica che tutte le attrezzature funzionali alle aziende afferenti al settore lattiero-caseario e carne e uova hanno priorità strategica in zona montana. Sì, confermo. Ok. Quali sono, tutte le attrezzature funzionali a questo tipo di aziende? Sì. Dalla produzione del foraggio alla trasformazione, ai seminativi, tutto quanto? Sì. Ok. Grazie. Prego. Grazie, c'è una nuova domanda. Scusate. Non so se non ho capito, PNRR, si parlava prima trattori elettrici, ci sono o non ci sono? Grazie. I trattori elettrici, quelli che erano stati. Ci sono. No, fermo, cosa intende? Il PNRR mi sembra ci siano finanziamenti fino a 70.000 euro per trattori. I trattori elettrici sono ammissibili, sì. Ok. No, perché prima non l'avevo capito. Con quel limite di spesa che abbiamo visto. Che con 70.000 euro e più eventualmente attrezzature per 30.000 euro. E più eventualmente attrezzature per altri 30.000 euro, o sbaglio? No, purtroppo il limite è di 70.000. 70, va bene. È 70.000 per domanda in questo caso. E comunque ci deve essere la sostituzione di un vecchio mezzo. Assolutamente sì. Perfetto, grazie. Prego.
Prego, c'è una nuova domanda? Buonasera, Cipriani, azienda agricola. Allora, giovane agricoltore che ha ditta individuale e contestualmente anche socio di società semplice con i propri familiari. Chiedo se può portare i propri requisiti alla società semplice per quanto riguarda l'entità del sostegno, no? Il 40 o 60% piuttosto che il 50%. E quindi a presentare la domanda è la società. La presenta la società a nome del giovane agricoltore. Sì. Che è amministratore? Che è anche amministratore, Sì, però allora non ha la sì. maggioranza, ha una quota, diciamo, di minoranza. Sì. Lo può fare. Ecco, un'altra domanda sul giovane agricoltore per quanto riguarda il requisito. Scusa, non abbiamo chiesto una cosa, io chiedo a scanso di equivoci. Stiamo parlando degli investimenti? Sì, la SRD 01. O 02, sì, ma Sì, perfetto, scusa. 02, sì. Ecco, poi sempre giovane agricolo, il criterio di priorità 3.1, sempre la SRD 01. Allora, la società agricola è stata ammessa e finanziata col bando DGR del 29 novembre 2021, quello di 2 anni fa circa. Chiedo se può presentare il bando quest'anno e beneficiare dei punteggi previsti. Sì, può presentare sì. Adesso sui punteggi bisogna vedere le caratteristiche. Le Sì, date, no, eccetera. perché dice chi ha, ad esempio, i punteggi sono riconosciuti all'impresa che, ad esempio, ammessa e non finanziata nella sottomisura 4.1 del PSR 2014-2022 o negli interventi SRD 01, però capire quali. Negli ultimi 2 anni, cioè Certo. c'è un periodo temporale. Quindi se il bando è uscito il 29 dicembre 2023, No, se lei è stato finanziato. Quando è stato finanziato lei, quello comanda. allora io ho fatto la domanda col bando del 29 novembre 2021, penso che il finanziamento è uscito nel 2022, però bisogna vedere le date dei bandi. Mi scusi, è scritto, no? Ammessa e non finanziata nella misura 4.1 del PSR 14-22, tutto. Ok, tutto il periodo. No, c'è scritto. Come no? C'è il criterio di Sì. assegnazione. Però siccome fa sempre fede alla data di Pubblicati negli pubblicazione anni del precedenti alla bando, data di pubblicazione. devo prendere, se prendo la data di pubblicazione di uno, devo prendere la data di pubblicazione che dell'altro, non è che posso fare un mix. Senta, La faccio scritta. Ok. Scusa, leggo, la verifica viene effettuata sui bandi regionali pubblicati nei 2 anni precedenti e la data di pubblicazione del bando, però fa fede la data in cui lei è stato finanziato. Comunque in ogni caso, se lei è stato finanziato nel bando, le faccio un esempio, del 2023, del 2022 o del 2021, lei non può fruire del punteggio, ok? Ok. Perché sono i bandi nei 2 anni precedenti. Ho fatto confusione io sulla data. No, è di chiaro, però finanziabilità, non condivido la risposta. Va bene, non c'è problema, immaginavo, si preoccupi. Ciò non toglie che lei può presentare la domanda, Mi auguro ne abbia altri. Cioè, non è il punteggio più rilevante questo qua, insomma, pesa 1. Vabbè, ma se ha la qualità va ben oltre, o se ha l'investimento strategico. Cioè. In ogni caso, ve lo dico, fate tutte le verifiche del caso, tutte le valutazioni sono opportune e gli approfondimenti, adesso lei non si fidi della risposta di 2 vecchiotti così che meglio va da Marco la fida a Umberto o a qualcun altro, alla Martina, colleghe o alla Paola, insomma, ecco, e vi mettete a tavolino, ecco, boh. Ecco, scusi, non è per buttare, cioè, ha ragione. La risposta spiega il meccanismo, non andiamo oltre a questo, insomma, ecco. Però colgo, se mi consente, la sua provocazione per dire fate la verifica. È importante che la verifica serva per capire se siamo oltre il punteggio minimo. Questo è il punto nevralgico. Poi avete visto per varie ragioni la storia dei bandi degli ultimi 2 o 3 anni. L'attesa nostra è che ci sia una situazione abbastanza simile. Ovviamente non possiamo fare promesse, ma la situazione che ci aspettiamo quella è.
cioè un livello di finanziabilità molto alto una volta che si è superati l'ammissibilità, praticamente il 100%, ok? Quindi in questo senso fate una lettura con questo aspetto in mente, soprattutto per il fatto, ripeto, che il bando esce con risorse più limitate di quelle che dovrebbe avere, ma per una ragione contingente che è stata superata mentre si approvava il bilancio. Cioè, mentre si approvava il bando, si approvava anche il bilancio regionale del 2024 che incrementava le risorse che in quel momento erano disponibili per cofinanziare il bando. L'ho spiegato subito all'inizio e lei mi offre, come dire, la scusa per ribadirlo, ma in termini concreti, per far capire. Se uno dice ma ci sono poche risorse, in più arrivo a malapena al punteggio minimo, no, non è così, può sembrare un limite, ma ripeto, le risorse che vedete verranno aumentate, purtroppo non so dirvi quanto adesso, potessi dirvelo, ecco, sugli investimenti fate conto che verranno minimo raddoppiate. Pensate all'SR, se vedete tutte le SRD02 hanno una dotazione molto deprimente, ok? Uso questo aggettivo, nel senso che sono 4-5 milioni tra giovane e non giovane, non è una dotazione realistica. Su quegli stessi interventi il bando precedente c'erano 10 milioni, ok? Quindi ecco perché dico, lei ha ragione, è giusto, va chiesto fino all'ultimo punteggio possibile, però se uno supera il minimo non sia il fatto di non poter fruire adesso dei 7 punti anziché dei 2, dei 5, a decidere, devono essere fatte altre valutazioni ben più corpose, insomma, rispetto magari a altri aspetti del progetto. Allora, io direi di chiudere, vi voglio ricordare alcune cose: nuovo canale Telegram, Veneto Rurale, la newsletter come si diceva, venetorurale.it, la registrazione di questa serata, l'appuntamento del 6 febbraio, Legnaro, Corte Benedettina, per la presentazione di nuovi bandi, cooperazione e innovazione. Vi voglio davvero ringraziare per la vostra partecipazione, come ringrazio i nostri relatori per la disponibilità, insomma anche la chiarezza e come giustamente detto valutare almeno di arrivare al punteggio minimo e poi con gli sportelli di Avepa in caso per tutte le informazioni. Quindi davvero grazie per questo appuntamento informativo, grazie a voi per aver partecipato. La campagna di comunicazione, campagna istituzionale legata allo sviluppo rurale del Veneto è già sui social, così come sulle emittenti nazionali e regionali, quindi insomma davvero avete tutti gli strumenti, così come il vademecum che contiene in qualche modo la carta d'identità dei bandi che sono stati presentati. Quindi grazie davvero per essere stati con noi, grazie a voi i nostri relatori.